quello che poi possiamo fare a livello regionale è istituire la figura dello psicologo di base, una figura che abbiamo proposto in campagna elettorale nel nostro programma di governo, ma che deve essere integrata sempre di più nella struttura sanitaria del nostro territorio. È scosso da quanto accaduto e dalla morte di Annabella Martinelli, presidente del Veneto Alberto Stefani, che parla del disagio giovanile come di una vera e propria emergenza di cui le istituzioni devono farsi carico. Fatti come questo ci ricordano la necessità di fronteggiare il disagio giovanile. Ancora una volta abbiamo situazioni che illuminano una emergenza vera e propria, quella del disagio giovanile, che noi dobbiamo riuscire ad intercettare con una strategia multilivello, non solo nelle scuole. Colpito da quanto accaduto in queste ore, il presidente del Veneto delinea i tratti dello psicologo di base che agirà in dialogo con le strutture sanitarie del territorio e con i medici di famiglia. Una ipotesi che abbiamo in programma è quella di poterla integrare nelle case di comunità. Noi abbiamo oltre 99 case di comunità in via di realizzazione, tra l'altro con un ottimo stato di avanzamento. In questi mesi, nelle prossime settimane, io girerò le case di comunità anche per verificare lo stato appunto di attuazione di questa grande nuova riforma che deriva dal DM 77, che oggi trova realtà anche in Veneto e che soprattutto può essere costruita tenendo conto delle esigenze del territorio.